malgrado siano passati 3 mesi, devo dire che è un fatto positivo che arrivi finalmente in aula. Non è la prima volta che con la consigliera Ostanel portiamo la vicenda ACC in quest'aula, perché evidentemente, non essendo di maggioranza, non possiamo essere nominate negli organismi di controllo per farvi capire come si ragiona dentro questo Consiglio. Io credo però che un po' di verità sulla vicenda vada messa sul piatto. So benissimo che l'unità di crisi della Regione del Veneto con l'assessore Donazzan ha fatto un sacco di tavoli, ha incontrato un sacco di gente, ha parlato tantissimo, ma non ha portato a casa niente, e soprattutto la Regione del Veneto su ACC non mette una lira. Sono rimasta quantomeno sbalordita nel leggere le parole del Presidente Zaia di giubilo per l'articolo 37 del decreto sostegni. Ora, è l'occasione, la discussione di questa mozione, per informare il Presidente Zaia che l'articolo 37 del decreto sostegni, che offre le risorse economiche per scavallare, di cui parlava lei, consigliera, prima di me, le ha messe il Governo e le ha messe in particolare il Ministero del Lavoro. Non mi risulta che le risorse dell'articolo 37 del decreto sostegni le abbia messe la Regione del Veneto, non mi risulta. E anche la questione Italcomp, consigliera, io non ho gli elementi che ha lei per dire se fosse un progetto realizzabile o meno. So per certo che da quando il ministro Giorgetti è arrivato al Mise ha deciso che quel progetto non poteva essere perseguito. È il ministro, decide lui. Ma so anche che il ministro Giorgetti non ha messo in campo nessun'altra proposta alternativa, tant'è che quella di cui si parla in queste ore, in questi giorni, che riguarderebbe la possibilità di mettere sotto contratto un'altra azienda di questo territorio, è tutta un'operazione che sta gestendo il Governo e non il Ministero dello Sviluppo Economico. E sa perché? Perché non ci sono idee e non c'è attenzione per questa vicenda. Allora io dico, a me va benissimo se Zaia vuole fare le conferenze stampa e prendersi i meriti che non ha, se l'obiettivo è quello di risolvere un problema. Fatto sta che dal 31 marzo è depositata questa mozione e tutto ciò che c'è scritto nel deliberato è ancora attuale. Cioè l'impegno concreto in termini economici o fattivi che la Regione del Veneto ha messo a tutela dei 316 lavoratori di Borgo Valbelluna è nulla. E l'impegno di Veneto Sviluppo, adesso la consigliera Ostanella avanza una proposta, la formula del workers buyout, su cui questo governo, il Ministro del Lavoro, sta costruendo una proposta, non il Mise, sono ipotesi. Lei dice che il Veneto Sviluppo non può agire, non può fare niente. Perché? Perché non lo può fare? Certamente, avendo il 49% di azionariato di banche ed istituti di credito, una mano in più forse la poteva dare. Invece, in realtà, come sempre, e vado a chiudere, noi chiediamo esattamente mutatis mutandis come la mozione precedente. Quando abbiamo le risorse da spendere nazionali, chiediamo che siano i territori a poterlo fare. Quando abbiamo bisogno di soggetti che siano in grado di risolvere i problemi e di cacciare i soldi, andiamo a chiedere al Governo. Ora, siccome io sono sicura di condividere con lei la preoccupazione per il destino di questa impresa, io penso che mai come questa volta, soprattutto se sommiamo a quello che sta succedendo ad ACC, ciò che sostanzialmente è già accaduto a Ideal Standard, noi stiamo veramente mettendo a repentaglio la tenuta economica e sociale di un territorio. Dunque è necessario che su questa vicenda ci sia l'impegno molto più proficuo, molto più efficace, e aggiungo anche un impegno di natura economica. Chiudo raccontando un fatto, giusto perché rimanga agli atti di questo Consiglio. Ha ragione che la vicenda di Torino è una vicenda molto diversa, che infatti si sta concludendo in maniera molto negativa. Che sia però chiaro che anche in quel caso il Governo e il Ministero del Lavoro hanno messo i soldi per garantire anche a quei lavoratori gli ammortizzatori sociali fino a fine anno, a dimostrazione che quando c'è bisogno, e non era scontato perché c'è stato un emendamento in questo senso che è costato diversi milioni, voluto dal Governo, quando c'è bisogno il Governo c'è, però lo fa da lontano e quindi può intervenire nelle vicende, in particolar modo come quelle di questo caso, avendo meno elementi a disposizione. Io credo che, e chiudo davvero, l'ambizione di questa mozione per cortesia. sia esattamente quella di costruire le condizioni per insieme risolvere questo problema.